Alex Raffaelli al termine di una gara stravinta dal Forte dei Marmi, al di là del risultato proprio dal punto di vista del gioco. Parlando con l'amico Giulio, il crack della partita, quello che ha spezzato, è stato il tuo 3-1, segnato oltretutto da grandissima punta. Sì, dai, stasera abbiamo tirato fuori un po' quella cattiveria che a volte ci manca nelle partite importanti. Sì, il gol del 3-1 è su un inserimento, su una gran palla di Liam, che non è il primo assist che fa questa stagione. Insomma, le palle che mette a volte sono proprio da baciare, da mettere in porta, quindi è stato semplice, più il passaggio del gol, diciamo. No, è stata sicuramente una prestazione collettiva straordinaria. Credo che sia la prima volta in questo campionato che non si legge Banini fra i marcatori, perciò vuol dire che insomma anche la fase difensiva, che poi è quella che ha fatto la differenza, è stata veramente in maniera incredibile. Sì, no, noi abbiamo comunque una difesa molto chiusa perché giochiamo tanto con gli aiuti, e ciò vuol dire che comunque ogni giocatore, anche se sta mancando il suo uomo, insomma, deve stare attento a quello che succede. E niente da dire, stasera abbiamo fatto la partita e abbiamo sbagliato poco, Ricky ci dà la mano come sempre e noi siamo stati bravi poi a buttarla dentro un contropiede. Ora noi non contiamo come fanno i grandi professionisti le occasioni, ma a detta dell'amico Giulio Arnolieri, se un portiere deve essere messo sugli scudi preparati, quello è Mugnaini, perché stasera veramente l'avete provato. Sì, no, le occasioni in realtà ci sono state un po' da tutti e due i lati. Secondo me, nel secondo tempo soprattutto, abbiamo attaccato più noi, le occasioni da gol vere e proprie le abbiamo create di più noi, loro si sono un po' aperti e abbiamo, diciamo, un po' approfittato, cosa che a volte ci manca. Stasera siamo stati cattivi magari a puntare di più la porta, quello sì, quello sì. Bene, io ti ringrazio Alex e ti rinnovo i complimenti personali. Grazie mille a voi e ci vediamo alla prossima.